Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. È morto in Friuli nella notte il presidente dell'Europarlamento David Sassoli. Era ricoverato dal 26 dicembre al CRO di Aviano per complicanze al sistema immunitario. Ci colleghiamo con Daniele Micheluz, che si trova fuori dall'istituto avianese, dove il giornalista e politico si è spento a 65 anni. Buongiorno da Aviano, siamo all'esterno del centro di riferimento ecologico dove nella notte è spirato David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo, che qui era ricoverato dal 26 di dicembre in seguito ad alcune complicanze del sistema immunitario. Per 2 settimane è stato curato qui dai medici, dagli infermieri del CRO, ma purtroppo nella notte attorno all'1:15 è morto. Ne ha dato comunicazione questa mattina il portavoce Roberto Quillo, che proprio ieri aveva diffuso la notizia del ricovero in una clinica italiana, senza specificare dove, da parte di Sassoli, che appunto aveva questo problema al sistema immunitario. Sassoli, 65 anni, giornalista, volto noto del TG1 e poi politico, esponente del Partito Democratico. Aveva tentato anche la corsa attraverso le primarie alla candidatura a sindaco di Roma e poi l'impegno al Parlamento europeo per diverse legislature fino al 2019, quando è stato eletto appunto presidente dell'Europarlamento. Si è battuto per molto tempo a favore dell'Italia, rappresentando anche una delle figure politiche di più alto livello. Qui appunto è stato assistito negli ultimi istanti della sua vita al CRO di Aviano, un fatto che è stato sottolineato anche dal vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, che oggi attraverso i social ha espresso il cordoglio per la perdita di Sassoli, definito un grande uomo, un grande europeo, e ha sottolineato anche come Sassoli avesse scelto appunto il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia per combattere questa battaglia che poi purtroppo non è riuscito a vincere. Il CRO oggi ha anche diffuso una nota dove ha confermato di fatto il ricovero e la morte del presidente Sassoli, e poi non volendo però, per rispetto, rilasciare ulteriori informazioni. Inoltre la direzione ha anche detto che a nome di tutto l'istituto si unisce al cordoglio unanime per la scomparsa di un professionista e di un uomo delle istituzioni di rara umanità e sensibilità, formulando alla famiglia Sassoli e ai suoi collaboratori le più sentite condoglianze. Sassoli peraltro doveva essere in Friuli per le commemorazioni della tragedia del Vajont, era stato invitato dall'europarlamentare friulano Marco Dreosto, ma per 2 volte la visita purtroppo è saltata. Nel 2020 proprio a ridosso della commemorazione finì in quarantena dopo essere stato a contatto con un positivo, e l'anno scorso a causa di altri problemi di salute legati a una polmonite legata non al Covid ma al batterio della legionella, purtroppo ha dovuto rinunciare alla sua presenza proprio sui luoghi del Vajont, ma non aveva voluto mancare di far sentire la propria voce inviando un messaggio e spiegando come il Vajont sia il simbolo delle tragedie italiane che potevano essere evitate. La salma di Sassoli è ancora qui all'Istituto dei Tumori di Aviano. Abbiamo visto c'erano anche le forze dell'ordine questa mattina a presidiare così l'istituto, e ancora non si sanno quando ci saranno le esequie. Il portavoce Quillo ha detto che nelle prossime ore verrà comunicato anche questo. Tantissimi peraltro i messaggi di cordoglio della politica che sono arrivati in maniera trasversale da tutta Italia e dall'Europa per ricordare questa grande figura. Tra l'altro il suo mandato alla presidenza del Parlamento europeo stava per scadere a giorni, non sarebbe stato riconfermato. Sassoli è stato anche il secondo presidente del Parlamento europeo italiano dopo Antonio Tajani. Come ribadito, insomma, in tanti ancora continuano ad arrivare i messaggi a ricordo di questa importante figura, ricordiamo mancata proprio questa notte qui al CRO di Aviano. Per questo collegamento da Aviano è tutto, a voi la linea. Un uomo con un grande senso delle istituzioni, che credeva profondamente nell'Europa, così il segretario regionale del PD Cristiano Sciauli ricorda David Sassoli. Fino all'ultimo, racconta, ha lavorato per facilitare il passaggio di consegne tra un presidente e l'altro alla prossima plenaria di Strasburgo.
Proprio per problemi di salute non era riuscito a venire in Friuli per le commemorazioni della tragedia del Vajont. Ironia della sorte, proprio in Friuli si è spento David Sassoli. Ecco, qual è il suo ricordo? Credo che oggi sia una giornata triste certo per la comunità del Partito Democratico, ma penso per tutte quelle persone che credono nelle istituzioni democratiche e nell'impegno civile. David Sassoli è stata una persona, prima come giornalista, sobrio, elegante, preparato, un giornalismo di cui spesso sentiamo la mancanza, poi come politico, veramente un politico che ha messo in campo passione, competenza, ma soprattutto ha ridato forza e credibilità alle istituzioni europee. Gli ha ridato vicinanza ai cittadini ed è stato, dobbiamo ricordarlo, uno degli artefici di questa svolta di un'Europa vicina ai paesi, capace di mettere in campo risorse anche per superare questa pandemia. Quindi credo che se noi adesso sentiamo un'Europa più vicina lo dobbiamo anche a persone come David Sassoli e purtroppo ora sarà ancora più difficile continuare a superare questa pandemia e questo momento, le sfide difficili che abbiamo di fronte. Credeva a tal punto nelle istituzioni, in particolare nell'Europa, che ha insistito molto perché i lavori continuassero anche in tempi di pandemia e a distanza da remoto, e soprattutto ha lavorato molto anche per il passaggio di consegne. Ha lavorato fino a quando la salute davvero gliel'ha permesso. Abbiamo saputo il 26 del suo ricovero al Crò di Aviano, abbiamo mantenuto il giusto riserbo e la vicinanza alla famiglia, ma fino all'ultimo si è preoccupato dei passaggi di consegne, si è preoccupato del lavoro che aveva messo in campo per ridare forza e credibilità a Europa e, ripeto, anche di quell'Europa capace di mettere in campo quelle risorse a cui tutti oggi guardano, ma che non erano così scontate fino a pochi mesi fa e in cui lui ha avuto grande parte. Una notizia giunta poco fa in redazione: il corpo senza vita di un giovane di età compresa tra i 25 e i 30 anni è stato trovato questa mattina intorno alle 7 sopra il tunnel ferroviario al confine tra Italia e Slovenia a Gorizia. A dare l'allarme è stata una donna che ha notato il corpo a terra. Sono state allertate le autorità goriziane. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato della Questura del capoluogo isontino. Le indagini sono state poi affidate dai colleghi della Polizia di Nova Gorica perché il corpo è stato trovato in territorio sloveno, anche se per poco. Non sono chiare le cause del decesso. È stata disposta l'autopsia che sarà eseguita a Lubiana, ancora sconosciuta l'identità della vittima. Rino Ricigliano, agente della Guardia di Finanza in pensione di 73 anni, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale accaduto a Carlino. La sua auto si è scontrata con uno scuolabus sul quale viaggiavano 7 bambini dell'asilo. 3 sono rimasti leggermente feriti. Sì, eccoci, siamo a Carlino, in questo momento nel centro di Carlino con il vice sindaco Mirko Flebus, che anche lui insieme ad altri concittadini insomma, ha raggiunto poco dopo l'incidente il luogo di questa tragedia, questa mattina, che ha visto perdere la vita un cittadino di Carlino, classe 47, e coinvolto anche lo scuolabus del comune, per cui anche tanta paura per i bambini. Una tragedia, nella tragedia poteva essere comunque un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze bene più gravi, vice sindaco. Sì, sicuramente è una tragedia e poteva diventare, come è stato ben detto, una tragedia con la T maiuscola, perché appunto il coinvolgimento dello scuolabus che appunto portava i ragazzi delle scuole primarie appunto a lezione poteva essere coinvolto in maniera molto peggiore. Fortunatamente, passatemi il termine, ovviamente in questo momento non proprio consono, si è solo risolta in questa drammatica situazione in cui ha perso la vita il nostro caro concittadino, che però tutto sommato è stata bene così, passatemi il termine, non saprei neanche cos'altro poter dire in questo momento, no? Ecco, l'incidente si è verificato poco prima delle 8 di questa mattina lungo la vecchia provinciale 3, da quello che abbiamo potuto apprendere sino ad ora. Il conducente, questo signore classe 47 di Carlino, il signor Rino, probabilmente resta da accertare a causa di un malore, ha perso il controllo della sua Suzuki, una piccola vettura rossa che stava conducendo e ha invaso, pare, la corsia opposta. Il conducente dello scuolabus se l'è
visto quindi venire praticamente addosso, ha cercato di portarsi il più possibile sulla parte destra della carreggiata dove stava procedendo con 7 bambini a bordo, però l'impatto purtroppo è stato inevitabile. Anche una vettura che stava transitando dietro al pulmino è rimasta coinvolta. Si tratta di una Lancia Y che ha tamponato lo scuolabus, quindi insomma è stato da una parte un frontale coinvolto anche con una terza vettura, quindi con un tamponamento. Il pulmino è rimasto praticamente schiacciato da 2 vetture e l'accompagnatrice è rimasta sotto shock. Il conducente dell'autobus invece è rimasto illeso. Subito sono scattate le operazioni di soccorso che hanno visto scendere in campo l'ambulanza proveniente dalla Croce Verde di Cervignano del Friuli, della Croce Rossa di Palmanova, l'elisoccorso che è atterrato in un campo lì vicino. Inutili purtroppo le manovre di rianimazione avviate tempestivamente dal personale inviato dalla Sores, non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. La strada è rimasta subito chiusa al traffico, sul posto sono intervenuti a supporto dei sanitari e per la messa in sicurezza dei veicoli i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli, e sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Giorgio di Nogaro, che poi hanno proceduto ad avvisare il magistrato di turno dell'incidente a chiudere la strada per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi che sono stati rimossi solo intorno alle 11 della mattina. Ecco, voi vi siete occupati diciamo di tamponare il disservizio che si era creato per il trasporto scolastico, facendo un accordo con una ditta di Mogliano Veneto. Sì, infatti è già proprio notizia di poco fa che hanno già reso disponibile un servizio, o meglio un veicolo sostitutivo, infatti, per il rientro insomma di tutte le altre classi, perché ovviamente è di tutto l'istituto comprensivo insomma di Carlino. Infatti hanno già reso disponibile questo servizio, questo nuovo mezzo, ed è appunto prossimo, insomma il problema si è risolto velocemente, celermente. Fortunatamente anche i ragazzi che erano sul veicolo non sono stati coinvolti, non hanno subito gravi traumi. Si parla proprio veramente di alcune, diciamo, di alcuni preventivi controlli effettuati solo su una piccola parte, tant'è che la maggioranza dei trasportati sono stati ricondotti a casa subito dai genitori immediatamente. Ecco, quindi sul posto anche i genitori dei ragazzi. 7 erano i ragazzi a bordo dello scuolabus. 3 sono stati portati precauzionalmente per scoriazioni, appunto lesioni lievi, per accertamenti sostanzialmente per un controllo doveroso all'ospedale di Latisana. Ecco, invece della vittima come la possiamo ricordare? Era nota qui in paese, signor Rino? Allora, il signor Rino era una persona nota, perché comunque professionalmente aveva svolto una professione insomma a servizio insomma dello Stato, era un componente della Guardia di Finanza, diciamo era di per sé una persona riservata, però comunque conosciutissima in paese, anche a livello familiare, anche i figli, insomma, la moglie e quant'altro, tutti riconosciuti anche in comunità, insomma, sì. Quindi insomma il cordoglio sentite, ecco, proprio adesso le campane a lutto, perché Carlino è in lutto per la morte di quest'uomo, quindi che indossava quindi anche una divisa, il lutto anche dei colleghi delle Fiamme Gialle. Ecco, anche il sindaco subito interessato stamattina da questa tragedia. Sicuramente sì, infatti stamane eravamo in stretto contatto io e lui telefonicamente, anche perché lui curava, diciamo, un attimo la parte, passatemi il termine, logistica per dare e ripresentare il servizio, insomma, post termine elezioni, quindi ricreare, dare la disponibilità, insomma, di rimettere a posto tutto il servizio. Quindi diciamo anche il sindaco che tuttora è impegnato nella risoluzione delle contingenze createsi, delle problematiche derivanti da questa situazione che ha portato un disservizio momentaneo, e quindi è impegnato tuttora a svolgere questa tipologia di intervento, appunto al fine di risolvere per il meglio e cercare di ripristinare quantomeno il servizio il prima possibile. Allora ringraziamo il vice sindaco di Carlino, Mirko Flebus, per la sua disponibilità. Le condoglianze alla famiglia della persona che è rimasta uccisa in questo incidente stradale, ripeto, all'alba di oggi. Qui da Carlino è tutto. Grazie alla nostra Paola Treppo da Carlino. Noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco.
Bentornati a Da voi la linea, vertice oggi in prefettura Udine con prefetto e sindaco Fontanini sui controlli in città, dove per accedere ai bar e negozi bisogna esibire il Green Pass. Nelle strade al centro gira pochissima gente. Sentiamo Isabella Gregoratto. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo in centro a Udine, dove fra i commercianti e i pubblici esercizi c'è una forte preoccupazione, perché in effetti, come potete notare, a Udine in questi giorni il movimento è piuttosto scarso, cioè inferiore rispetto al solito, perlomeno di martedì c'è più movimento. Ne parliamo con il sindaco di Udine Pietro Fontanini, che tra l'altro oggi ha partecipato a un incontro in prefettura a Udine proprio per parlare di situazione e di misure anti-Covid. Sì, abbiamo fatto il punto della situazione perché sono scattati i controlli, adesso le persone devono avere il Green Pass, possesso del Green Pass per poter entrare anche a bere un caffè. E quindi abbiamo fatto la verifica sui controlli, come si stanno comportando i commercianti. Mi sembra che la gente sia responsabile, però effettivamente è diminuito il numero delle persone in città, probabilmente c'è questa preoccupazione perché i contagi purtroppo sono aumentati, stanno aumentando e quindi bisogna assolutamente mantenere quella fermezza nei controlli e soprattutto indossare le mascherine che ci proteggono, mantenere le distanze, tutte quelle regole fondamentali per fronteggiare una situazione che purtroppo non è molto semplice. Come i controlli vengono effettuati, si diceva anche al bar, anche per sedersi fuori dal bar e per entrare nei negozi, perché anche i commercianti sono tenuti a controllare le persone che entrano man mano. Sì, in pratica c'è questo aumento di controllo, questo per impedire in pratica a chi non si è vaccinato, perché sappiamo che il Green Pass è la certificazione che la persona ha fatto le vaccinazioni. Chi non è vaccinato in pratica non può muoversi da casa. Questo è l'obiettivo, penso, delle autorità, in questo caso del governo, che ha voluto questi provvedimenti. Ma a Udine vedo che la gente sta comportando bene, anche i commercianti, magari con certa così malvolentieri, però lo devono fare. Malvolentieri però lo fanno perché capiscono che la situazione è difficile e tutti dobbiamo lavorare affinché le cose non peggiorino, perché si passa dopo alla chiusura totale e sarebbe un danno molto molto forte per le attività commerciali che già stanno soffrendo, perché ripeto il numero degli avventori non è più quello che era prima, c'è una diminuzione perché la gente è preoccupata. E senta, per quanto riguarda i controlli, quindi c'è il coinvolgimento della polizia locale in questo caso, quindi forze dell'ordine tutti insieme e polizia locale. Sì, la polizia fa i controlli a campione, verifica che le persone che sono all'interno di un negozio, di un ristorante, di un bar abbiano il Green Pass, perché questa è la responsabilità che tutti dobbiamo avere, quindi mi raccomando, le persone vaccinate possono muoversi, chi non è vaccinato vada a vaccinarsi, perché questo è l'invito che continuiamo a fare tutti, dal Presidente della Repubblica fino all'ultimo sindaco di un paese, di una città, perché è importante tutelarci nei confronti di questo coronavirus. Lei ha avuto notizie di sanzioni? Qual è la situazione? Ci sono multe ricevute in questi giorni? Il prefetto le ha dato indicazioni in questo senso? No, non abbiamo parlato di multe, anche perché si è constatato che la gente è responsabile, che finora le cose stanno andando bene e quindi penso che sanzioni ancora non siano state emanate. Non lo so poi se qualcuno verrà pizzicato o non ha fatto quello che doveva fare, ma per adesso le cose sono abbastanza buone. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Qui dal centro di Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, ora andiamo a Trieste, dove è attivo da un anno il servizio di vaccinazione protetta. Su 800 inoculazioni una sola reazione su un soggetto con patologie importanti. Alberto Peratoner, direttore del 118 di Asugi, ci spiega come funziona il servizio e i pochissimi rischi della profilassi.
Dottor Peratoner, è importante vaccinare, è importante anche vaccinare i pazienti che hanno paure o che hanno patologie che potrebbero mettere a rischio queste persone. Come sta andando da un anno a questa parte questo servizio? Ma da un anno sta andando bene, nel senso che l'azienda sanitaria ha messo a disposizione un servizio settimanale in cui accogliamo, trattiamo e vacciniamo i pazienti con problematiche allergiche gravi. Vacciniamo circa 24 pazienti a settimana, abbiamo fatto da inizio anno circa 800 casi con reazioni allergiche praticamente nulle, un solo caso di una reazione asmatica in un individuo particolarmente asmatico con problemi importanti di reazioni. Ovviamente, sapendo la condizione di questo paziente, voi siete stati in grado di intervenire e di gestire la situazione in totale sicurezza. Assolutamente, l'ambulatorio è con monitoraggio, terapie, possibilità di agire prontamente, è all'interno dell'ospedale, quindi per qualsiasi necessità poi viene il paziente spostato in pronto soccorso o all'interno di un reparto qualsiasi, e c'è il personale medico-infermieristico disponibile sempre. Non è un servizio aperto al pubblico, ovvero ogni paziente deve fare un percorso specifico. Non è un servizio ad accesso diretto. È necessaria una valutazione visita di un medico, che può essere il medico di medicina generale, può essere il medico del punto vaccinale o il medico di qualsiasi altro reparto, che, venuto a conoscenza dell'anamnesi del paziente di carattere allergologico, lo invia all'allergologo dell'azienda, che fa una valutazione di indicazione o no. A quel punto il paziente arriva alla nostra osservazione. Qua non arrivano persone che sono contrarie al vaccino, arrivano persone con patologie importanti o comunque con necessità di un'assistenza particolare. Hanno paura questi pazienti, perché uno dei temi che forse viene un po' sottovalutato nella campagna vaccinale è chi magari ha una paura anche oggettiva, cioè supportata da fatti. Ovviamente sono pazienti che, per le reazioni gravi allergiche che hanno avuto riferite al passato, si presentano al vaccino ovviamente con un timore, con una preoccupazione, però insomma, ecco, ci sta rispetto alla storia che hanno avuto. C'è una parte in cui vengono rassicurati, gli vengono mostrati i dati scientifici della sicurezza del vaccino e vengono confortati appunto con la presenza di un percorso protetto come questo. In questo senso ci può essere un'allergia a elementi specifici del vaccino e in quel caso si usa un altro vaccino, come può funzionare? Sì, l'unica allergia documentata, anche riconosciuta scientificamente, è quella al PEG, che è un eccipiente del vaccino, e questo viene escluso o confermato dall'allergologo durante la visita, per cui in base all'assunzione di farmaci precedenti o altre sostanze è in grado di capire se vi può essere questa allergia. C'è la possibilità anche di fare dei test specifici, cutanei e allergologici, per cui in elementi particolarmente selezionati viene fatto anche questo. Non bisogna avere paura del vaccino, possiamo dirlo, insomma. Sì, assolutamente. Non bisogna aver paura, è un vaccino assolutamente sicuro, anche la casistica internazionale è molto bassa di reazioni allergiche gravi, per cui questa non deve essere una preoccupazione. La Fondazione Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia è in cerca di ragazzi che si candidino per svolgere il servizio civile universale nella struttura di Tavagnà, con esperienza di lavoro e soprattutto un'esperienza di vita, ci ha spiegato la Presidente Elena Bulfone. Ascoltiamola. Sono tanti ragazzi anche in Friuli Venezia Giulia interessati all'esperienza di servizio civile universale, e tante sono le associazioni, gli enti sul territorio che hanno grande bisogno di questo tipo di supporto. Tra questi anche la Fondazione Progetto Autismo FVG. Ne parliamo con Elena Bulfone. Avete aderito anche quest'anno al bando? Certo, abbiamo aderito al bando ed è un'occasione unica per i ragazzi fino ai 30 anni per poter fare un'esperienza fondamentale per la loro vita. È importantissimo aderire a bandi di servizio civile universale proprio per formare la persona. Io dico sempre che il volontariato più che agli altri serve per noi stessi, per arricchire la persona di contenuti, di competenze, e a Progetto Autismo i contenuti e le competenze sono tantissime, a partire dall'aiuto diretto ai nostri bambini e ragazzi, per poi passare a tutte quelle che sono le attività di segreteria, di organizzazione, di didattica speciale. Insomma, i nostri volontari senz'altro non sono messi a fare le fotocopie, ma vivono un'esperienza
un'esperienza importante anche con i weekend, al contatto con i nostri ragazzi, insomma un'esperienza che può servire ed è importantissima anche per la propria formazione come persone. Alcuni ragazzi magari possono essere impauriti da quello che li aspetterà o magari hanno dei dubbi su come concretamente questa esperienza si svilupperà. Allora vogliamo raccontare un po' più nel dettaglio come vengono organizzate le giornate, come hanno modo di mettersi in gioco, di crescere nella vostra fondazione. Allora, innanzitutto c'è da dire che il Servizio Civile Universale offre delle formazioni di base molto importanti anche per i lavori futuri, e poi anche il progetto autismo dà una formazione in più step su vari argomenti che permette al volontario di avvicinarsi con serenità, con tranquillità alle persone, sia con un autismo lieve ma anche alle persone più gravi. C'è da dire un'altra cosa, che tutti i nostri ragazzi sono sempre accompagnati da un educatore o uno psicologo, quindi dei professionisti altamente formati, e abbiamo un servizio anche di consulenza psicologica che è fornito a questi volontari e che in qualsiasi momento possono fruirne in ogni minuto del loro percorso che si rendesse necessario, proprio per dare un qualche cosa in più o supportare le difficoltà che il volontario consegue nel percorso. Ma devo dire questo, che tutti i ragazzi volontari che noi abbiamo accolto non hanno mai avuto alcun problema, e devo complimentarmi con loro, perché anche i volontari che abbiamo attualmente in servizio sono delle persone fantastiche che hanno svolto un servizio con competenza, con professionalità, con grande senso del dovere e con grande allegria, che è quella che connota i nostri giovani, e di questi tempi ce ne vuole. Un'esperienza formativa, un'esperienza di lavoro, soprattutto un'esperienza di vita, è così poi che la raccontano i ragazzi che vivono questa esperienza. Sì, devo dire che quando vedo negli occhi dei ragazzi uno sguardo proiettato verso il futuro, quando vedo che i ragazzi, frequentando la nostra fondazione col Servizio Civile Universale, scoprono i loro talenti personali e si proiettano verso delle professioni che saranno il loro futuro, allora veramente mi ritengo soddisfatta, perché crescere insieme è fondamentale per arricchire la nostra società. Senza contare che poi si sviluppano delle competenze, delle abilità che possono essere spese davvero in qualsiasi ambito. Innanzitutto la prima capacità che cerchiamo di stimolare è lavorare in gruppo, avere delle capacità proprio di stare nello staff e collaborare insieme alla buona riuscita di tutte le attività, e questa è una competenza trasversale, quello di essere insieme agli altri e di riuscire a raggiungere gli obiettivi attraverso una collaborazione. Io credo che il Servizio Civile Universale dia questa competenza fondamentale, e penso che possa essere spesa in qualunque professionalità il giovane poi vorrà fare. Allora, diamo qualche indicazione pratica e concreta ai ragazzi che volessero appunto intraprendere questa esperienza nella vostra fondazione. Come devono fare? A chi devono rivolgersi? Beh, c'è il sito proprio del Servizio Civile Universale, dove c'è appunto allegata anche la nostra fondazione, e si può fare domanda, oppure direttamente scrivere a noi, alla nostra segreteria, e noi stessi daremo tutte le informazioni del caso. Sul nostro Facebook sono pubblicate tutte le attività e tutte le informazioni necessarie, pertanto invito tutti a fare domanda e a fare i colloqui, e poi si deciderà. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.